È iniziando. Ancora qualche minuto e possiamo iniziare l'assemblea per Marco Ligas. La nostra diretta è iniziata proprio in questo momento. Attendiamo Mario Faticoni. Mario! Ancora qualche minuto e iniziamo la nostra assemblea. Sì, infatti, ma si sente lo stesso comunque da qui. Sì, lo so. Quindi iniziamo senza spiegare nulla. Iniziamo con una lettura, con una tua lettura, senza spiegare nulla. Ci vuole silenzio. Sì, certo. No, adesso faccio fare silenzio naturalmente. E dove senti il microfono? Qual è il mio microfono? Sono tutti e due, uno è collegato per la diretta e questo è... Poi vuoi fare una prova? No, te la puoi togliere la mascherina, perché tanto poi la... Bene, buonasera a tutti e a tutti, stiamo per iniziare e vi chiediamo insomma di prendere posto e di fare silenzio. Grazie. Quelle tue parole, Marco, com'è il tempo lì a Seneghe stamattina, da una Cagliari lontana, vicina? Beh, ci mancano già. Ogni volta nella tua voce era tempo di gentilezza, di domande nitide e attente, aperte a una risposta urgente, ma senza fretta. Domande che ritornano insieme al tuo sorriso, pacate e irrequiete, leggere e sconfinate, come nuvole. Gli amici di Marco. Non vivere su questa terra come un inquilino oppure in villeggiatura nella natura. Vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo padre. Credi al grano, al mare, alla terra, ma soprattutto all'uomo. Ama la nuvola, la macchina, il libro, ma innanzitutto ama l'uomo. Senti la tristezza del ramo che si secca, del pianeta che si spegne, dell'animale infermo, ma innanzitutto la tristezza dell'uomo. Che tutti i beni terrestri ti diano gioia, che l'ombra e il chiaro ti diano gioia, che le 4 stagioni ti diano gioia, ma che soprattutto l'uomo ti dia gioia. Nazim Hikmet. Anche la notte ti somiglia, la notte remota che piange muta dentro il cuore profondo e le stelle passano stanche. Una guancia tocca una guancia e un brivido freddo, qualcuno si dibatte e ti implora solo
sperduto in te, nella tua febbre. La notte soffre e anela l'alba, povero cuore che sussulti. Oh, viso chiuso, buia angoscia, febbre che rattristi le stelle. C'è chi come te attende l'alba scrutando il tuo viso in silenzio. Sei distesa sotto la notte come un chiuso orizzonte morto. Povero cuore che sussulti, un giorno lontano eri l'alba. Cesare Pavese. Allora, buonasera a tutte e tutti e benvenuti all'incontro per Marco Ligas. Il 1° aprile 2021 ci lasciava Marco, giornalista, attivista politico e fondatore del Manifesto Sardo. A distanza di un anno vogliamo ricordare le sue idee che ancora oggi ci orientano la nostra comunità politica e il nostro giornale. Grazie innanzitutto a Mario Faticoni che intervallerà i nostri interventi con un reading di letture di scritti di Marco Ligas, del suo poeta preferito Nazim Hikmet, di Pavese e del suo amico Luigi Pintor, nostro punto di riferimento politico e culturale ancora oggi. Cosa rimane oggi delle idee di Marco Ligas? Rimane l'assenza, rimane il vuoto, rimangono le cose che non gli abbiamo potuto raccontare. Delle sue idee rimane la mancata condivisione dei disperati tentativi che facciamo ogni giorno per trovare una via d'uscita collettiva a questo mondo fallito, una via d'uscita collettiva a questa società che non funziona più. A Marco avrei voluto presentare Assunta Signorelli, una delle nostre migliori compagne della sinistra di Alternativa e del movimento contro le istituzioni totali che con Franco Basaglia fece chiudere i manicomi. Assunta, scrittrice psichiatra basagliana, femminista, libertaria, è scomparsa il 2 novembre del 2017. Io ho trovato una connessione molto forte tra la storia politica di Marco e la storia politica di Assunta, tra le loro parole e anche tra i loro silenzi mentre mi ascoltavano incuriositi Marco e Assunta, e ho respirato la consapevolezza del loro essere resistenza collettiva all'attuale modo di vivere, all'attuale modo di produrre, all'attuale modo di consumare. Resistere per loro significava adottare un modo di vita, di convivenza con l'altro, radicalmente differenti da quelli a cui siamo abituati, quindi non solo nelle parole ma anche nella vita quotidiana. Ecco, Marco non ha potuto congedarsi come ha fatto Assunta, perché di Assunta abbiamo pubblicato nel Manifesto Sardo la sua ultima lettera che aveva colpito tutti noi della redazione, compreso Marco. È una lettera che ci svela la sua relazione con la morte e con il nostro modo di interpretare la morte. Leggendo quel congedo mi sono reso conto, probabilmente tardi, che anche nella morte, un'esperienza per Assunta insieme assurda e anche profondamente naturale e umana, esiste una differenza profonda, e quella differenza nasce dall'appartenenza di classe e dall'essere parte integrante della classe dominante, perché non moriamo tutti allo stesso modo. Per esempio Marco è morto solo, e per questo siamo qui oggi, perché anche nella morte delle nostre compagne e dei nostri compagni contestiamo il mondo del privilegio e combattiamo quotidianamente per costruire una società dove le relazioni tra le persone siano connesse con l'uguaglianza, con la democrazia e con la messa al bando di ogni forma di sopraffazione. Non lasceremo mai che i nostri compagni muoiano da soli,
La loro morte e il ricordo della loro presenza in vita è un'occasione di contestazione soprattutto contro questa tendenza culturale che ci vuole da soli, ognuno per conto suo, all'interno di una dimensione politica egoista e individualista. Soli, soprattutto di fronte dopo una pandemia come quella che stiamo vivendo nel nostro periodo, soli di fronte al sistema che non mette al centro le persone, ma solo i mercati e la finanza. La morte di Marco, come la morte dei nostri compagni e delle nostre compagne che non sono più a lottare con noi, è un'occasione di condivisione, perché attraverso la storia delle sue relazioni, il racconto delle sue parole e i suoi articoli, Marco ci ha insegnato la reciprocità del riconoscerci con la nostra gente. Marco ci ha insegnato a riconoscerci con chi vuole costruire una società nuova che voli alto, più in alto del pensiero dominante e dei rapporti di forza di una società sempre più decadente. Marco ha sempre sentito l'esigenza, l'urgenza di intervenire nel presente e nel futuro della nostra isola delle diseguaglianze, un'isola sempre più martoriata dall'occupazione militare, da un'economia colonialista che ha devastato e ha avvelenato i nostri territori. Marco sentiva questa esigenza perché, come scrisse nel suo primo editoriale del Manifesto Sardo, riteneva che anche in Sardegna la stampa e la televisione, i media non fornissero un'informazione critica adeguata su chi effettua le scelte che riguardano il lavoro, la politica economica, l'ambiente, la cultura e soprattutto la democrazia. Marco si è sempre battuto per la democrazia dentro le organizzazioni politiche, ed è così che è nato la sua esperienza con il manifesto, e soprattutto dentro le istituzioni. Ricordiamoci la sua battaglia per cambiare l'attuale legge truffa elettorale sarda che abbiamo attualmente. Ecco, Marco ci ha insegnato a riconoscerci con chi vuole costruire con noi questa società nuova che immaginiamo come un'alternativa di società. E Marco partiva da una critica verso i media, come vi dicevo prima, verso la televisione, verso la stampa, che non fornivano e non forniscono un'informazione critica adeguata su chi effettua le scelte che riguardano la vita delle persone. E Marco scriveva proprio questo nel suo primo editoriale e sui suoi ultimi articoli. Scriveva del senso e della ragione dell'esperienza del Manifesto Sardo, uno spazio che nasceva per contribuire a colmare il vuoto generato dalla crisi dell'informazione e per contrastare la cultura della dipendenza. La cultura della dipendenza che si è radicata e si è diffusa nella nostra società e che in parte ha coinvolto anche la nostra gente, anche i sostenitori della politica dell'alternativa, anche a sinistra. Marco era convinto che la reazione, l'autoritarismo, la conservazione avessero messo radici non solo sulle forze che apertamente sostengono la deriva populista e la destra, ma anche fra chi dichiara di contrastare la deriva populista e la destra, anche fra la nostra sinistra. Quindi per Marco ostacolare la cultura della dipendenza significava innanzitutto ribadire il rifiuto delle guerre e ricordare ai governi dei paesi ritenuti amici che la politica estera del nostro paese deve essere frutto delle nostre decisioni. E quanto sono attuali le parole di Marco oggi, soprattutto dopo l'aggressione russa dell'Ucraina? Quanto sono attuali oggi, Marco, le tue parole? Vi ringrazio.
Questo è un pezzo di Marco Ligas, Identità e falsificazioni. Recentemente alcuni compagni ci hanno posto questa domanda: perché anche voi che avete aderito sin dalla sua nascita al manifesto oggi esprimete un giudizio severo sull'identificazione tra fascismo e comunismo fatta dall'Unione Europea in questi giorni? Non siete forse nati in polemica col Partito Comunista perché stentava a prendere le distanze dalla politica dell'Unione Sovietica, già allora considerata antidemocratica? Credo sia importante intervenire su questo tema. Sebbene consideri la domanda imprecisa e lontana dalle tematiche affrontate nel 1969 in occasione della radiazione del manifesto, mi soffermo piuttosto su alcune questioni che considero più pertinenti al tema affrontato. Innanzitutto, credo sia utile sottolineare come l'identità tra fascismo e comunismo sia del tutto falsa, artificiosa. Nessuno di noi ha mai pensato e pensa tuttora a questa equivalenza. Quando mai il fascismo si è posto l'obiettivo di tutelare i diritti delle classi sociali più emarginate o di garantire il lavoro come occasione di crescita e di partecipazione sociale? Lo slogan "credere, obbedire e combattere" era ben altra cosa e poco o niente aveva a che vedere con i valori di una società comunista e democratica. Non dimentichiamo che la nostra separazione dal Partito Comunista non dipendeva certo dal convincimento che fosse opportuno allontanarsi dai valori appena sottolineati. Del resto neppure il Partito Comunista pensava questo. Fu l'espandersi delle grandi lotte di massa a fine degli anni 60 a provocare una separazione che, sulle analisi che si facevano in quel periodo, ricordo che ci si domandava allora sull'opportunità se non fosse giunto il momento di passare dalla guerra di posizione a una fase nuova, nella quale il nesso tra il momento democratico e il momento socialista potesse essere rilanciato. Penso piuttosto che, pur facendo queste osservazioni, sia comunque sbagliato negare le responsabilità che ha avuto l'Unione Sovietica nell'organizzazione politica e sociale di quel paese, così come non si possono dimenticare o sottovalutare le aggressioni militari condotte contro l'Ungheria o la Cecoslovacchia. Questo disegno, seppure conseguente alle tensioni relative alla nascita della guerra fredda, segna sia una fase drammatica nei rapporti fra gli stati che avevano combattuto la seconda guerra mondiale, sia un allontanamento dai valori propri della rivoluzione d'ottobre. Ecco, anche a causa di queste tragedie sbaglia l'Unione Europea quando sottolinea una identificazione tra fascismo e comunismo. Fa queste affermazioni con superficialità, senza mostrare un minimo di rispetto nei confronti dei caduti della seconda guerra mondiale. Quale paese ha subito la perdita di 25 milioni di cittadini? E chi ha liberato i prigionieri rinchiusi nei campi di sterminio? Sono stati i fascisti o i rappresentanti delle democrazie liberali che nel corso di quegli anni hanno cercato di tutelare principalmente i loro interessi? Ben diverso è stato il comportamento di coloro, i malfamati comunisti, che oggi vengono considerati con disprezzo. E che dire delle democrazie liberali che ancora oggi vengono presentate o si presentano come istituzioni capaci di garantire la pace nel mondo? Se esaminiamo il ruolo svolto da loro, non solo in questo dopoguerra, ma anche nel secolo precedente, non arriviamo certo a conclusioni esaltanti o comunque confortanti. Seguendo con interesse e obiettività quel che accade nel nostro paese e più in generale negli altri continenti, non è difficile registrare un atteggiamento costante prevaricatore da parte delle cosiddette democrazie liberali. Mi chiedo spesso che cosa rappresentino nelle relazioni tra gli Stati e nei rapporti fra chi detiene il potere economico e i cittadini dei vari paesi. Sicuramente difendono gli interessi dei più forti. Le poche eccezioni che possiamo registrare non modificano questo giudizio. Oggi più che mai nel portare avanti questi obiettivi sono importanti e decisive le alleanze. L'ultimo esempio dell'Unione Europea sull'identificazione tra fascismo e comunismo lo conferma. Concludo facendo riferimento a due episodi molto significativi successi nel secolo scorso che comunque impongono più di una riflessione. Nel 1961 veniva assassinato Lumumba,
il leader dell'Africa post-coloniale. Il paese dove diventò capo del governo era il Congo belga. Già il nome del paese, Congo belga, la dice lunga sulla relazione tra il Congo e il Belgio e sul precedente dominio del Belgio in quel territorio africano. La prima mossa politica di Lumumba fu quella di far aderire la Repubblica del Congo al movimento dei non allineati, sancendo così l'indisponibilità a far parte dell'equilibrio bipolare che la guerra fredda imponeva a tutti i nuovi stati. Questa scelta fu devastante per il nuovo capo del governo. La sua vicenda politica ebbe un tragico epilogo e l'intervento degli Stati Uniti non si fece attendere. Lumumba venne ucciso e contemporaneamente il potere passò a Mobutu, uomo imposto dagli Stati Uniti. Dopo oltre 10 anni, nel 1973, si verificò un episodio analogo in America Latina, nel Cile. La vittoria di Allende alle elezioni politiche e la sua investitura a presidente di quel paese fu considerata un disastro per gli Stati Uniti. Puntualmente, attraverso la CIA, venne organizzato il colpo di Stato. Il democratico, liberale e fascista Pinochet lo sostituì alla guida del paese, che per anni subì le prevaricazioni dei militari e degli estremisti di estrema destra. Davanti a queste situazioni, oggi purtroppo più diffuse che mai, non sarebbe più opportuno che i rappresentanti dell'Unione Europea assumessero decisioni più ponderate e vicine ai bisogni di tante popolazioni. Grazie. Intanto vorrei ringraziare chi ci sostiene dal punto di vista tecnico, grazie Domenico Melis, e dare la parola al nostro primo intervento da Sassari, uno dei migliori amici e compagni di Marco che hanno sostenuto l'avventura del manifesto sardo. Per chi non lo conoscesse, vi presento Marcello Madau. Benvenuto Marcello. Ciao, mi sentite? Hai il microfono ma non ti sentiamo. Non mi sentite? Neanche così? Non riuscite a sentirmi? Non ti sentiamo Marcello. Questo è un Quindi problema. probabilmente Aspetta. possiamo fare così, che rinviamo il tuo intervento appena risolviamo il problema tecnico. Adesso? Provo Niente? a Adesso? sentirti. Pronto, perché pronto? purtroppo il microfono è acceso ma non ti sentiamo. Quindi Adesso? do la parola a Franco Tronci adesso, un altro caro amico di Marco. No, dovresti venire qui, Franco. Ma qui dici che non è una cosa che possiamo risolvere noi. No, infatti. Prego. È inutile dire che le parole di Che succede? di Roberto Può parlare? Certo, sì. Fantastico, è una grande... sono d'accordo con le cose che stanno avvenendo, va bene? E vi dirò qualcosa di personale, visto che in questi giorni, in previsione di questo incontro, ho pensato molto a Marco Ligas e in qualche modo ho pensato anche a me stesso, perché eravamo molto amici con Marco e abbiamo vissuto una parte della vita insieme, si può dire, legati a fatti molto importanti per me, per quelli che li hanno vissuti. Mi sto anche chiedendo, tra l'altro, scusatemi, io non ho una scaletta e quindi procederò in modo non molto ordinato, mi sto anche chiedendo già adesso come è possibile dare seguito a queste iniziative di questo tipo, visto la mancanza che c'è di dibattito politico serio nel nostro paese e di necessità di ricordare ai giovani soprattutto che abbiamo un passato e che questo è un passato, tra virgolette, e ironicamente glorioso,
anche se non mitologizzato, ecco. Molto dignitoso. Va bene. Allora, dicevo, ho pensato molto a Marco. Negli ultimi tempi non ci vedevamo molto, però tutte le volte che ci telefonavamo, in modo ironico, ci chiedevamo: ma tu sei ancora comunista? Ci chiedevamo a vicenda, no? Per sfotterci, insomma, un pochino. In effetti poi la risposta che davamo a questa domanda ironica era una risposta seria, cioè né lui né io ci sentivamo di rinunciare né a un metodo critico di lettura della realtà e neppure al bisogno di utopia che ancora dovrebbe caratterizzare il nostro tempo, soprattutto in questi giorni, e cioè fine delle guerre, uguaglianza fra gli uomini, va bene, rispetto delle donne e così via, insomma. Va bene, e mi ha anche chiesto, ma Marco chi era, insomma, no? Me lo sono chiesto, insomma, perché mi rivedevo in macchina con lui diverse volte che andavamo, che mi aveva convinto ad andare, che ne so, a Orgosolo, per esempio, dopo le lotte come si chiama quella zona di Orgosolo dove di Pratobello, va bene, o a Sassari o a Oristano dove c'era un gruppo di giovani e così via. E lui mi spiegava mentre eravamo in viaggio l'utilità di questo viaggio, cioè mentre io ero piuttosto scettico su questo nostro viaggiare, perché sono pigro, Un pochino pigro, sì. va bene, perché sono pigro, eccetera, lui mi diceva, vedi, andiamo perché è necessario, perché dobbiamo incontrare Tizio Caio Sempronio, perché è utile che noi andiamo lì, perché in Sardegna dobbiamo coordinarci, i compagni comunisti devono coordinarsi. E così è stato, no? E allora piano piano mi sono ricostruito una vicenda per grandi tappe, diciamo, no? Da quando ci eravamo conosciuti fino a quando non c'è stato più. Cioè, voglio dire, dalla nostra presenza nel Partito Comunista. Ricordo che era il più grande partito comunista dell'Occidente, va bene? Ecco, è sorprendente come hanno pensato, quando un'esperienza grandissima ma pessima per molti aspetti, come quella dell'Unione Sovietica, è fallita, perché è fallita. La guerra fredda ha avuto un vincitore, non è che perché era fredda non ci siano stati vincitori e vinti, ci sono stati i vincitori che hanno dettato le condizioni e i vinti che hanno... noi eravamo tra l'altro fra i comunisti critici di quella esperienza e infatti ci hanno buttato fuori dal più grande partito comunista dell'Occidente. E abbiamo dato luogo a questa esperienza del manifesto, che non è solo l'esperienza di Marco e mia, ma è l'esperienza di una realtà cagliaritana, soprattutto, va bene, a cui hanno partecipato giovani di diverse età che aderivano via via, studenti, lavoratori, va bene, quindi diverse generazioni, se così si può dire, di persone che hanno lavorato, fatto politica per realizzare quegli obiettivi di cui voi avete parlato nei vostri interventi. Va bene? E questi giovani oggi sono sparsi nella città, ma molti altri giovani non conoscono questa storia. Noi dobbiamo ricostruire questa storia e la proposta è di un numero speciale del Manifesto Sardo, fatto con la collaborazione di compagni che hanno avuto l'esperienza del manifesto, va bene? Perché i giovani possano leggerla e sapere che Cagliari, grazie a questa esperienza, ha conosciuto momenti in cui non era più una città di qualunquisti o di fascistelli, va bene? È stata in qualche tempo, non a caso il manifesto aveva la sua sede in zone della città che sono le più borghesi di Cagliari,
San Benedetto, via Manno 22 era conosciuta da tante persone e lì avvenivano incontri con personalità rilevanti e del manifesto. Penso a Pintor, poi sono venuti da noi Rossanda, Magri, tutti quelli che dirigevano questa, va bene? E anche persone intellettuali sardi e lavoratori sardi hanno fatto questa esperienza con noi. Questo deve essere un patrimonio che va restituito alla città, alla memoria della città. Quindi io propongo al direttore del Manifesto Sardo Online di organizzare un numero speciale in cui si faccia la storia del manifesto, va bene? Perché è chiaro che sarà centrale in questa numero la figura di Marco, perché Marco era in qualche modo il collante di tutta questa storia, era la colla e il carburante, cioè era uno che non sapeva vivere se non politicamente, ma in senso buono lo dico, cioè pensando a dibattiti, a lotte, ecco, tutto questo va valorizzato, raccontato ai giovani, perché è vero, noi anziani, noi vecchi come me, abbiamo il dovere di raccontarle, ma non per mitizzarle queste storie, non per mitizzarle. Sono storie piene anche di, come dire, di insufficienza, di elaborazione, di pensiero, di azione, però, ma sono storie gloriose, ripeto, tra virgolette, va bene, perché Cagliari le ha vissute, perché la Sardegna le ha vissute, così come, ecco, sto pensando a tante cose, ma i rapporti che Marco riusciva a mantenere con i compagni della Sardegna e del continente anche, perché non abbiamo, cioè voglio dire, non dimentichiamoci che probabilmente questa esperienza inizia nel momento in cui il Partito Comunista manda in Sardegna Pintor per punizione, lo manda in Sardegna a dirigere l'agricoltura, il settore agricoltura. Capite? Cioè, da allora, cioè perché questo Pintor incontra poi giovani come Marco o come Salvatore Chessa, penso a tanti nomi che non ci sono più. Ricordo loro, ma so bene che tanti ci sono ancora e possono contribuire a ricostruire questo racconto. Niente, basta così. Allora, grazie Franco. Intanto, naturalmente, insomma, penso anche a nome della redazione del Manifesto Sardo, accogliamo la tua proposta di un numero speciale cartaceo che ci racconti, che racconti Marco, assolutamente. Un minuto ancora, perché vogliamo riprovare a collegare Marcello, perché effettivamente nei canali su cui siamo collegati si sentiva, ma non si sentiva qui, perché probabilmente c'è qualcosa che dobbiamo modificare nel collegamento con i mixer. Intanto proviamo adesso. Marcello, ci senti? Sì, voi mi sentite? No, ma noi voi non mi sentite? Intanto vi ricordo che anche in vista, insomma, di questo numero speciale delle prossime iniziative del Manifesto Sardo, vi chiederemo un contributo. Abbiamo lasciato una piccola scatoletta all'ingresso della sala del ghetto, a fianco all'igienizzante, proprio all'ingresso, e vi chiediamo di contribuire, perché chiaramente abbiamo necessità
necessità di sostenere le spese per l'organizzazione di questa iniziativa, pagare la sala, quindi niente, non sentiamo ancora Marcello. Io Ah sì, adesso ti sentiamo benissimo, alla grande. Prego Marcello, prego. Abbiamo il problema, io ho sentito una musica molto forte prima e quindi mi è sembrato subito un buon auspicio per il ritorno dell'audio. Allora, ciao Maria Grazia, ciao compagni e compagni, ciao carissimo Roberto. Sarei voluto essere qui fisicamente, non mi è possibile, però l'emozione e la gioia mi prendono anche nella scrittura a distanza. I filtri ci sono, ma sono un po' complicati. Vorrei usarli solo per ordinare senza decise gerarchie pensieri personali e politici che si accavallano, sovrappongono in questa importante occasione di ricordo del caro Marco. Una volta dicevamo il personale politico, allora devo confessarvi che le prime immagini che mi vengono, che si associano al nome di Marco, sono legate a Marco e Maria Grazia, alle corse scombinate fra un cane di nome Poldo e i miei figli in un adorabile cortile di Seneghe, alle storie incrociate familiari con bambine e bambini legati a paesi lontani, ma diventati vicini dopo lunghe e complicate tenere attese. E al sapere che queste vicende personali che ci hanno scaldato il cuore e fatto divertire erano poi dentro i nostri orizzonti emotivi e politici, ideali, in modo realmente non separabile. In quel giardino attraversato dalle corse di Poldo e di Valieri si svolsero le prime riunioni per inventare il manifesto Sarto, dargli quella forma che tuttora, con qualche modifica e upgrade, rimane. Marco, Maria Grazia, Bastiana, Sante, Michele, cito al ricordo, ma molti altri compagni e compagni, non pochi. Con Marco e Maria Grazia, il suo soviet familiare cagliaritano, vivevo il sapore reale e non formale di quei termini che alcuni ritengono obsoleti come fraternità, sentirsi compagni, passione e politica. A distanza di anni, il manifesto sardo per me è la costruzione di un porto franco, un luogo dove, guidati se necessario ove lecito da una morbida mano centralista alla quale non mi sottraevo, si muovevano percorsi di varia provenienza. Dentro quell'approdo, con un faro in perenne rotazione, vi erano piccole navi dalle insegne diverse ma veloci, spesso pirate e corsare. Mi ritrovo felice e orgoglioso di aver conosciuto e condiviso anni intensi mai banali con Marco, aver disegnato questa trama quindicinale del manifesto sardo, il suo ritmo particolare, con la possibilità di irruzioni improvvise che lo spezzavano se fatti molto importanti, necessitavano una comunicazione immediata di un punto di vista. Cadenza quindicinale che permetteva di scrivere pezzi legati all'attualità che potevano durare, almeno negli intenti, più di un giorno, essere letti anche dopo. Questo permise di raccogliere scritture tematiche in un dossier che vedo ancora presenti con la magica dimensione del PDF, dossier che lasciavano un segno di pensiero più durevole, o almeno ci si tentava, di quanto si era operato. Non manca la memoria di tracce politiche importanti, ne voglio pescare alcune, in realtà tutte importanti, forse alcune di più, o almeno quelle che ricordo con particolare piacere, un po' di fierezza, che comunque emergono prima delle altre e come tali vanno descritte nei limiti del tempo e quindi scelte. Per esempio la critica abbastanza solitaria a sinistra, pur leggendo nell'ovvia differenza rispetto al fronte conservatore, rispetto all'esperienza politica di Renato Soro. La lettura immediata che facemmo di una personalizzazione che sentivamo estranea. Io e Marco su questo ci confrontavamo e ci trovavamo molto vicini, di un reale conflitto di interessi, poi percepito davvero. In questa solitudine siamo stati molto vicini, non mancarono dalla destra dell'arcipelago progressista quasi tutto scomuniche di sapore vintage. Oppure la raccolta di firme, molte migliaia, per la battaglia in difesa di Tuvigeddu, dove riuscimmo a coinvolgere cittadini militanti e anche studiosi di chiara fama. Ancora, il movimento con vivaci assemblea a Bologna e quella affollatissima da Stati Generali del Manifesto a Roma, per costruire un quotidiano dove i circoli del manifesto di tutta Italia potessero entrare in qualche modo nella gestione del giornale, per potenziare la rete, l'impegno, un maggior radicamento del territorio, rispetto a un quotidiano amatissimo che ci sembrava troppo romano. Ci furono allontanamenti duri,
sono in parte risarciti, ma fu la stessa rete dei circoli a indebolirsi nelle relazioni e nell'unitarietà, prima ancora che per la durezza di una redazione che ci sembrava, come molti compagni e compagni nativi della nascita della storia manifestina, troppo autoreferenziale e lontana per l'appunto dal territorio. Naturalmente il manifesto resta tuttora un'esperienza straordinaria, è l'unico manifesto, l'unico quotidiano della sinistra italiana. La memoria di Marco Ligas resta vissuta intensamente. Mi stupiva, mi segnavano molto la sua capacità di sintesi, il suo stile asciutto, la sequenza logica del suo argomentare. Non mancarono davvero, per fortuna, discussioni vivaci, forti e reali anche tra di noi, basate più che sulla politica, che davvero ci ha unito molto, su alcuni aspetti di gestione del nostro manifesto sardo. Marco, che sbagliando pensavo, grazie alla traccia liberale anarchica dalla quale arrivai a marxismo e comunismo, più di me vicino, seppur ovviamente molto lontano a Baffone, era molto insofferente ai miei tentativi di inserire le regole, forse davvero troppe, e forse ero io a essere più baffoniano, sulle quali molto impegnavo: numero di battute massimo per ogni articolo, numero di battute massimo per ogni commento, numero massimo di commenti e via dicendo. Marco protestava con la solita flemma molto educata, caratteristica sua di quando era veramente arrabbiato, e a volte su questi punti mi sembrava in certi momenti un cittadino dell'isola di White, ma non era vero, e trovavamo sempre comunque, come si conviene, un punto condiviso, in realtà assai lontano sia da Baffone che dall'isola di White. Ancora, a volte gli esponevo il dubbio che forse davamo troppa confidenza e spazio all'indipendentismo, non sapendo, né lui né pure io, che si nascondeva una serpe indipendentista in seno nella mia persona, e per via della mia successiva adesione all'esperienza in Sardegna possibile, nella quale ritrovai, per quel periodo, che finì presto, in un alveo di pratiche e pensiero politico, quello del marxismo unito al diritto dei popoli all'autodeterminazione, che in fin dei conti attraversa anche gli attuali conflitti, che avevo abbandonato dopo esperienze di immigrazione bolognese quando militavo in Democrazia Proletaria. Marco si dispiacque molto, aveva persino pensato che io dovessi essere a un certo punto direttore del Manifesto Sardo, ma non essere stato né capace né all'altezza, quando nell'ottobre del 2012 lasciai l'impegno redazionale che non riuscivo più a seguire, non certo per distanze politiche ed editoriali, ma per la necessità per me assoluta di reimpaginare le mie giornate verso il mio soviet familiare, i miei studi scientifici, la mia attività nei movimenti dei beni comuni. Il ricordo ho provato a riversarlo in questi pensieri veloci. Merito di Marco, ma non solo, merito di tutte e tutti, compreso Poldo. E parlare di lui mi ha fatto davvero star bene. Sono fra quelli che pensano che sul ricordo triste legato a una scomparsa che ci sembra ancora inaccettabile e che inevitabilmente è dentro di noi, debbano prevalere la gioia e l'allegria per il fatto che uno come Marco abbia attraversato scenari politici e sociali e le nostre vite. Vi ringrazio. Grazie Marcello. Pintore della Sardegna. Ne traggo una parte. Un aspetto su cui Luigi Pintor diede un impulso importante al dibattito politico in Sardegna riguarda l'analisi sulla situazione internazionale, in particolare il giudizio sull'Unione Sovietica. Sapeva era andata attenuandosi l'attrazione nei confronti dell'Unione Sovietica, eppure capiva che c'era una remora nel prendere le distanze dal socialismo reale. Permaneva un'ambiguità di fondo, diceva, perché la critica nei confronti dell'Unione Sovietica o dei paesi dell'Est si accompagnava sempre a qualche riconoscimento. Era abituato a metodi di analisi più radicali. A nessuno di noi, per esempio, era mai capitato di sentire da un dirigente del partito che l'Unione Sovietica, soprattutto dopo l'invasione di Praga, intendeva estendere il suo impero sino all'Adriatico. Questi giudizi
Ci costrinsero a rivalutazioni su aspetti che consideravamo dei capisaldi. L'URSS non più faro del socialismo, ma concorrente degli Stati Uniti nel controllo del pianeta. Non era certo un concetto da accettare con leggerezza. E così il dubbio che la funzione propulsiva dell'URSS fosse esaurita non solo trovò conferma, ma presto lasciò il posto alla consapevolezza che svolgesse funzioni di dominio nei confronti dei paesi fratelli. Ricordo queste cose per sottolineare la validità di un metodo di ricerca, quello di Pintor, che non può mai portare a conclusioni definitive, immodificabili nel tempo, senza sottoporle a verifiche costanti. Una considerazione su quello che viene definito il suo pessimismo. Non so se la sardità può aiutarci nell'interpretazione. Credo che Pintor, nel sostenere le sue idee, fosse consapevole delle difficoltà di cambiare il mondo e le esplicitava, a volte in modo ridondante. Questa consapevolezza spesso induceva anche i suoi amici a dire che nel suo modo di vedere la realtà fosse presente una tragicità della vita. Sicuramente Pintor non era un ottimista, non sfuggiva certamente il divario tra l'impegno per una società di persone libere e la possibilità che questo obiettivo si realizzasse. Anzi, col passare del tempo vedeva accentuarsi questa frattura, allontanarsi gli orizzonti di una società che mettesse al bando la sopraffazione e lo sfruttamento, ma aveva fatto la scelta di stare comunque in campo anche nei periodi più difficili, quando aveva l'impressione che stessero per chiudersi tutti i varchi per una crescita della democrazia. Forse nel suo modo di affrontare la vita c'era un po' di sardità, che talvolta viene assimilata al pessimismo. A sostegno della mia ipotesi cito la premessa che troviamo nella signora Kirk Gessner, il suo romanzo. Si può essere pessimisti riguardo ai tempi e alle circostanze, riguardo alle sorti di un paese o di una classe, ma non si può essere pessimisti riguardo all'uomo. Ecco, da questo punto di vista vi leggo un pezzo di Pintor, dovrei trovarlo sicuramente, eccolo qui, che è tratto da Servabo, un altro romanzo gemello di quello che è stato citato adesso da Marco, ed è il capitoletto La pace, da Servabo. Era esplosa l'ultima bomba, mirabile invenzione del secolo, e in quel rogo infernale la guerra era finita. Era tempo di far festa, di risarcirsi delle privazioni, di riprendere le proprie occupazioni, di tornare a normalità, e tutti lo facevano con la frenesia che accompagna le novità della pace. Ma l'aria del dopoguerra non aveva per me questa leggerezza. Non la respiravo con questa disinvoltura e neanche desideravo farlo. Provavo un senso di estraneità, di isolamento e di sospetto. La quotidianità non aveva il sapore di prima. Quegli esercizi, quegli esami, quei comizi somigliavano troppo a un comodo diversivo. C'era troppa sproporzione, era morta troppa gente. Quella normalità somigliava a una diserzione. Non ero neanche sicuro che la guerra fosse finita. Sembrava piuttosto una tregua carica di minacce, come se gli uomini non avessero imparato nulla e quel lascito di cadaveri e di macerie non li avesse convertiti alla saggezza, ma addestrati a una futura ecatombe. I vincitori somigliavano stranamente ai vinti, si scambiavano le parti, erano di nuovo nemici gli uni agli altri, come se la guerra fosse stata svuotata delle premesse che l'avevano nobilitata e confermasse ora la sua vera natura, fredda regola di una storia sempre uguale. Ero stupito che la normalità riproducesse così velocemente con le stesse abitudini anche gli stessi vizi. Ora non c'erano tante divise, tutti indossavano abiti indistinti, ma la diversità dei destini, quella divisione in due tra superiori e inferiori che si vede così bene nella guerra, riappariva identica sotto le forme della civile convivenza. Chi tornava a comandare nelle nuove istituzioni aveva gli stessi connotati dei predecessori, chi tornava ad obbedire nella vita quotidiana conosceva le stesse umiliazioni.
strana e subitanea metamorfosi. La gente non aveva più nello sguardo quella domanda e quell'offerta di solidarietà che trasmetteva tacitamente nei giorni della sofferenza. Ora un desiderio di rivalsa animava ciascuno contro l'altro, ciascuno alla ricerca della sua parte di bottino nella grande fiera che imparerò a chiamare capitalistica, dove miseria e abbondanza e ogni genere di mercanzia sono in perenne compravendita. Su questo sfondo anche le cose più semplici, quelle più private e intime, mi apparivano sbiadite e gracili, disperse e inafferrabili. Così, avendo 20 anni, ragionavo dentro di me senza sapere che cosa fare. Pensavo troppo spesso a quel paese del sud e quando mi capitava di incontrare il vecchio compagno di cella, tornavo al suo mestiere di muratore, provavo un vago senso di colpa. Sentivo che la mobilitazione proclamata nei giorni di ferro e fuoco non poteva finire nella banalità e cercavo un compito da assegnarmi. E così mi convinse a prendere partito, non per grandi imprese che nessuno più si proponeva, ma per stare in compagnia della gente meno fortunata e sostenerne le buone ragioni. Ricordo che ci fu alla sala dei portuali di Cagliari, ci fu un incontro in cui c'era la Castellina e forse anche Luigi, adesso non ricordo bene. Tutto qui. Grazie Mario. Vorrei chiamare Maria Grazia Del Bene, anche perché questa iniziativa è stata organizzata insieme alla famiglia di Marco. Come funzionano queste cose? No, se puoi stare... Sto ferma così, sì. Così e leggi tranquillamente. Allora, questa che leggerò è una lettera che ci ha spedito un carissimo amico da una vita, che non è potuto venire, non ha potuto partecipare. L'amico si chiama Filippo Maone. Care compagne e cari compagni, mi rammarico molto di non aver potuto raggiungervi a Cagliari e unirmi a voi nel ricordo del nostro Marco. Purtroppo non sono riuscito a spostare un impegno familiare da tempo programmato che mi ha obbligato a spostarmi da Roma a Napoli proprio in questi giorni. Mi dispiace in modo particolare perché, tra le tante preziosità di cui è punteggiata la vita di Marco, c'è anche quella di essere stato, in fasi diverse, un eccellente anello di congiunzione tra tutti noi. Ecco uno dei motivi principali per cui gli abbiamo voluto bene e ce lo terremo ancora a lungo ben stretto nel nostro cuore. Questa bella rete di affetti non ha però vissuto e non è stata coltivata da ciascuno di noi soltanto nell'ambito della pura cordialità, sia pure intensa. Per crescere e alzare lo sguardo verso l'orizzonte ci servivano grandi estensioni di terra fertile e una proporzionata quantità di concime. Li chiamavamo ideali e a seguire elaborazione e progetti di attività sociali da programmare e praticare, con la speranza di avvicinarci il massimo possibile alla loro realizzazione. A ripensarci, mi viene da dire che provammo a concepire la politica come produzione di una intelligenza collettiva. Il grave declino di pensiero e di azione di ogni sinistra, già dagli ultimi decenni del Novecento in Italia e in tutto l'Occidente, non poteva che indebolire via via anche i nostri propositi e le iniziative ad esse ispirate, facendo loro mancare in gran parte il propellente, tanto da indurre Luigi Pintore a scrivere nell'ultimo editoriale apparso sul Manifesto che la sinistra era morta. Sull'argomento ho conversato infinite volte con Marco nelle frequenti telefonate che ci scambiavamo. Ne soffrivamo, certo, ma cercavamo anche di rincuorarci, indicandoci a vicenda un qualsiasi spiraglio
attraverso il quale, recuperando con un certo sforzo alcune briciole di ottimismo della volontà, ci pareva di intravedere un apprezzabile segnale di ripresa. Proprio a tal proposito mi complimentai con Marco per aver promosso la nascita del Manifesto Sardo, senza esitare un istante quando nel 2012 un nutrito gruppo di redattori e soprattutto Rossana Rossanda, insieme agli altri fondatori ancora viventi, si dimisero dal quotidiano nazionale a causa di forti contrasti con il mutato assetto gestionale e parimenti con la nuova direzione giornalistica. La prova che fu una scelta intelligente è scolpita nella durata ormai decennale del quindicinale online e altrettanto dal fatto che è sopravvissuto al suo fondatore, che evidentemente era circondato da un gruppo di persone di valore in grado di proseguire con qualità la sua opera, come dimostrano tante firme, a cominciare da Roberto Loddo, che ne ha ereditato la direzione e che per come la conduce merita tutta la mia gratitudine. Nell'anno trascorso, dal giorno in cui il destino maligno ci tolse definitivamente il diritto non solo di rivedere Marco, ma anche di telefonargli, è ovvio che io abbia cercato di aggirare il divieto col pensiero, col quale sono tornato spesso alla sua maniera di esprimersi, alla sua voce calma, ai suoi commenti sensati su questioni complicate, al suo italiano sempre corretto di pari passo con la proprietà di linguaggio, in verità di quasi tutti i sardi, alla semplicità che comprendeva anche qualche suo personale vezzo assai simile ad un intercalare, ad esempio il ricorrente uso della locuzione d'accordo, che all'interlocutore arrivava con un significato diverso a seconda delle circostanze. Ma soprattutto la memoria è tornata e ritornerà certamente in futuro ai nostri incontri, i più remoti tra la fine degli anni 60 e i primi 70, spesso insieme ad altri compagni, il più delle volte con l'indimenticabile Salvatore Chessa, e poi a quelli della seconda fase, nei tanti anni successivi, quando a comporre il trio con me e Marco associavamo di solito Luigi Pintor, uno dei pilastri del nostro sodalizio storico, col quale ho contratto un debito perenne. Non aver potuto parlare con Marco nel corso di queste ultime 5 settimane, da quando è cominciata l'aggressione della Russia all'Ucraina, col pericolo di degenerare in catastrofe mondiale e nella moltiplicazione esponenziale delle migliaia di morti già avvenute, è divenuto per me ancora più insopportabile, fino ad avvolgermi in un'atmosfera colma di malinconia. Non oso neppure accennare al tema, che si può trattare solo se ci si dispone di spazio e tempo per argomentare le proprie opinioni. Mi limito a dire che sono molto preso dalla tragedia, che staccarmene per qualche ora e collegarmi, purtroppo solo idealmente, a voi e alle stagioni dell'incessante impegno a muoversi sempre in direzione inversa, quella delle guerre e delle eterne disuguaglianze sociali, mi ha fatto bene. Perciò vi saluto, abbracciandovi tutte e tutti, una per una e uno per uno, con il sentimento di solidale partecipazione ad una comunità di ottima scuola partigiana. Infine, questa è una nota personale, fatemi aggiungere agli abbracci un fraterno bacio a Maria Grazia, a Valeria e a Laura. Noi tutti abbiamo molto sofferto per la scomparsa di Marco, un amico insostituibile, ma loro di più. Filippo. Diamo la parola adesso a Jacopo Onnis. Mi ricordo a questo? Sì, puoi sederti tranquillamente, ti intercettano lo stesso. Parlare di Marco, ricordare Marco, significa per me
tornare alle origini della nostra amicizia, tornare indietro di almeno mezzo secolo, e non è un modo di dire, un luogo comune, forse anche di più, forse 60 anni. Rovistando in vecchi giornali ho trovato tempo fa un numero di Rinascita Sarda, marzo-aprile 1966. Per i più giovani era il quindicinale del Partito Comunista in Sardegna, il quindicinale di Politica e Cultura, che aveva come direttore uno dei leader storici del comunismo sardo, Umberto Cardia, ma in realtà come assoluto dominus e factotum, che lo scriveva, lo faceva materialmente, quel vulcanico e spesso insopportabile protagonista del giornalismo sardo che fu Giuseppe Podda. 1966, c'era in quegli anni, perché questo giornale? Perché ospitava quel numero una tavola rotonda tra i rappresentanti dei movimenti giovanili e dei partiti autonomisti. In realtà quelle iniziative fatte un po' per riempire 2 pagine di giornale che per risolvere i problemi reali che poi venivano affrontati. C'erano i rappresentanti dei movimenti giovanili sardisti, socialisti, socialdemocratici. Marco faceva il padrone di casa come segretario regionale della Federazione Giovanile Comunista. Io indegnamente rappresentavo il movimento giovanile del neonato, in fondo, Partito Socialista di Unità Proletaria, PSIUP. Che in Sardegna voleva dire soprattutto Emilio Lussu, che era stato tra i promotori di quella scissione, che non voleva seguire Nenni e Nenniani nell'avventura del centrosinistra, un partito che aveva nel suo seno straordinari rappresentanti del socialismo italiano, Lelio Basso, Vittorio Foa, Lucio Libertini, Lucio Luzzatto, l'austera barba bianca di Alcide Malagugini. C'era con Marco allora un'amicizia cordiale, ma anche molto, in fondo, non approfondita, formale, proprio per le diverse parrocchie politiche a cui appartenevamo, anche se con molta cordialità e anche con momenti camerateschi, non dico goliardici, ma proprio camerateschi. Sulla soglia degli 80 anni ricordavamo assieme quando proprio in quegli anni io non ho mai guidato, Marco aveva una lambretta, gli chiesi un passaggio e lui gentilmente me lo diede, e però doveva accompagnare Valeria, la prima delle sue figliole, a casa della nonna che abitava in via Santa Vendrace, e ricordavamo sempre questa sorta di spedizione, lui alla guida della lambretta, io dietro e Valeria bambina tra le ginocchia del padre. Perché insistere sul 1966? Perché è un anno importante per la vita di Marco, cioè lui stesso più volte ha sottolineato. Nel 2015 avevo curato un libro dedicato a Luigi Pintor. È l'anno in cui Marco incontra Luigi Pintor. Questo libro era curato nel 90° anniversario della nascita di Pintor e avevo girato per mezza Italia per intervistare, sentire persone che l'avevano conosciuto, intellettuali, compagni di partito, scrittori, semplici militanti, per parlare a lungo appunto di quella che Marco aveva sottolineato subito, cioè la profonda influenza che aveva esercitato sulla sua vita l'incontro con Pintor. E io avevo voluto, vincendo anche una sua ritrosia, che ci fosse anche la sua testimonianza, perché era la personalità più autorevole e competente per parlare di ciò che aveva rappresentato Pintor nella sua vita, nella temperie di quel periodo. Pintor in Sardegna, è stato già ricordato, arrivava in Sardegna in punizione, arrivava in Sardegna dopo la sconfitta della corrente indraiana all'11° congresso del Partito Comunista.
arrivava in punizione, arrivava in esilio, e Marco infatti volle parlare di quegli anni dell'esilio sardo di Pintor. E con una certa perfidia il partito lo mandava nell'isola perché questa era la motivazione, la sua formazione politica diventasse meno astratta, attraverso un rapporto diretto con la base del partito e con la realtà sarda. Lo accennava prima a Franco Turci. Insomma, che si occupasse di contadini e di pastori come responsabile della Commissione Agricoltura. E nella sua testimonianza ritornerò spesso perché quell'amicizia che era in fondo non approfondita, più formale, con gli anni era andata approfondendosi con Marco e avevamo toccato temi anche privati, personali, la famiglia, il rapporto con le persone. E non è un caso che tra Marco e Luigi Pintor si fosse stabilita immediatamente una fortissima sintonia. Diceva Marco, avevamo le stanze, una di fronte all'altra, nel comitato regionale. Io come segretario regionale della Federazione Giovanile Comunista e Luigi Pintor come responsabile della Commissione Agricoltura. E questo legame profondo tra Marco e Luigi Pintor lo conoscevano bene anche i compagni di Roma. Prima Maria Grazia ricordavano un carissimo amico di Marco, che poi è diventato anche carissimo amico mio, Filippo Maone, che nell'articolo molto bello scritto sul manifesto dopo la scomparsa di Marco, Il grande cuore di Marco Liras, diceva: la prima persona che mi parlò di Marco fu Luigi Pintor, quando rientrava a Roma ogni tanto dal suo esilio cagliaritano per aver peccato di indraismo. E ne ha parlato anche Tommaso Di Francesco, che attualmente è il condirettore del quotidiano, e che con Marco aveva avuto accesissimi scontri sulla base di quella spaccatura nel giornale, cui faceva riferimento alla lettera di Filippo Maone che ci ha letto poco fa Maria Grazia. E Tommaso Di Francesco scriveva nel suo articolo dopo la scomparsa di Marco, aveva un legame indistruttibile, quasi una venerazione per Luigi Pintor. Del resto, come dargli torto? E non perché fosse sardo, o meglio, non solo per questo, ma perché gli assomigliava nel rigore, nella ricchezza delle emozioni e nell'apertura divertita al positivo. A questo torno, al suo sorriso aperto al nuovo, alla sua voce sottotono, perentoria ma dolce, se penso a Marco nel dolore della sua scomparsa. Bonariamente Marco, me ne parlava anche molto tempo dopo, ci rimproverava a noi del PSIUP perché ci diceva: voi non avevate capito, non capivate tutta la durezza dello scontro interno al PC, che poi portò alle vincite del manifesto, alla radiazione, eccetera. Un appunto solo in parte è vero, perché in realtà noi capivamo l'importanza e anche la tensione, la durezza di quello scontro. Ma anche noi avevamo le nostre gatte da pelare all'interno di questo piccolo partito che aveva suscitato grande entusiasmo tra i giovani, che era stato premiato anche dal voto dei giovani nel 68, ma che poi era andato via via illanguidendo, era andato via via venendo meno alle promesse nelle quali si era creduto. Tant'è vero che nel 72, nelle elezioni politiche del 72, non era riuscito a raggiungere neanche un quoziente elettorale e 700.000 voti, o forse anche di più, erano andati al macero. Tanto che qualche critico malevolo aveva annotato che PSIUP, più che Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, in fondo aveva voluto dire partito sciolto in un pomeriggio. E poi gli spezzoni del PSIUP o del manifesto di altre minoranze di sinistra avevano dato vita ad altre realtà politiche, sempre con quella durezza, con quelle scissioni, con quelle spaccature che hanno caratterizzato sempre la vita della sinistra italiana. Io dall'esterno avevo vissuto, appunto non essendo mai stato iscritto al Partito Comunista,
la durezza di quello scontro che poi portò al manifesto. Poco tempo fa, quasi casualmente, sono passato in via Leopardi, dove c'era quella sezione Lenin, di cui ha parlato prima Franco Trunci. E al posto di quelle stampe, l'avevo già letto sull'Unione Sarda, ho trovato una palestra di bodybuilding dei signori Nerboruti sui tapis roulant con gli attrezzi, o delle signore che cercavano di mantenere un certo tono fisico, e ho pensato che in fondo dalla palestra delle idee si era passati alla palestra dei muscoli. E certo, è giusto che poi sappiano i più giovani che cosa aveva rappresentato quella sezione che Marco, nella sua testimonianza, ricordava con orgoglio aveva 1300 iscritti. Pochi giorni fa sono stato per la presentazione di un libro alla sezione del PD di La Palma e ho chiesto non ti fossero gli iscritti, ma hanno detto 100, che è una cifra ragguardevole visto lo scollamento totale tra partiti e società civile, giovani, eccetera. E come sollevava Marco, non era una sezione di partito, era un centro di cultura, chiunque poteva intervenire, erano rappresentate tutte le categorie professionali e potevano intervenire anche semplici cittadini, prendere la parola e discutere. E ricordo quegli uomini, ricordo lo spessore morale di quegli uomini, Marco, Salvatore Chessa, Nuto Pilurzu, che abbiamo ricordato tempo fa, in un dibattito, anni fa, in un dibattito all'Ostello della Gioventù, nelle scalette del San Sepolcro. Infaticabile motore, organizzatore, Marco in fondo aveva anche proprio quella capacità di organizzare, di tessere, di essere collante. Ed ero rimasto esterrefatto di fronte alla violenza degli attacchi che furono mossi ai protagonisti di quella vicenda. Tilipaga arrivò a titolare l'Unità, allora diretta da Giancarlo Paietta. Come si poteva mettere in dubbio la moralità di quelle persone, chiamate frazionisti, scissionisti, distruttori di partito? Nel corso del mio pellegrinaggio per comporre il libro dedicato a Luigi Pintore avevo sentito anche, oltre ad Alfredo Rairlin, dal dottor Torella, Emanuele Macaluso, che era distante 1000 miglia dalle posizioni politiche di Pintor, che però ammirava molto e verso cui aveva molto rispetto. E alla domanda perché la durezza di quegli attacchi, lui diceva va spiegata con le biografie personali. Paietta apparteneva a quella generazione che aveva vissuto le vicende del partito all'interno del carcere, dentro un carcere, ed era un'esperienza che li aveva segnati in maniera indelebile. E così anche in Sardegna. Ci fu interruzione dei rapporti personali, rottura di amicizie che duravano da decenni, togliere il saluto nel caso di incontri casuali. E so a chi mi rivolgo. E diceva, tutto questo significava appunto superare queste rotture. Diceva Marco, l'incontro con Luigi Pintor, ritorno su un punto importante, ritornando sulla durezza di quegli attacchi, perché 50 anni dopo, in fondo me lo faceva capire anche Emanuele Macaluso, che lo diceva apertamente, fioriscono e fiorirono le autocritiche. Diceva Macaluso, la radiazione del gruppo e il manifesto fu un errore, fu un'occasione sprecata, si ritardò l'apertura di una dialettica all'interno del PC e il tardivo riconoscimento di tutto questo è stridente ed è quasi insopportabile come la durezza degli attacchi di allora. Torno all'incontro con Luigi Pintor, in un discorso quasi parallelo proprio per l'affinità che vedo tra questi uomini. L'incontro con Luigi Pintor, diceva Marco, per me fu importante anche per un'altra ragione, che spesso sottovalutiamo. Con lui veniva meno la separazione tra il rapporto politico e quello personale. Stabilire relazioni nuove tra gli uomini significava per lui non separare i sentimenti dalle idee e le idee dai comportamenti.
e nella sua testimonianza ricordava dei fatti anche della quotidianità. Dice: la prima volta che invitammo Luigi Pintor a cena da noi, lui si preoccupò molto perché avevamo un davanzale molto basso e noi avevamo una bambina di 1 anno, e ci diceva: è molto pericoloso questo perché potrebbe cadere. E parlava dei suoi figli e si autocriticava per essere un genitore o essere stato un genitore troppo ansioso. E 32 anni dopo il suo arrivo in Sardegna, 32 anni dopo quel 1966, in uno di quei 4 splendidi libri che scrive prima della sua morte e che sono stati citati, lo ricordava prima Mario, proprio la signora Kirche Gessner, scriveva una frase che anche Marco condivideva pienamente: di tutte le rivoluzioni o riforme, plebee o aristocratiche, proletarie o borghesi, culturali o morali, diceva Pintor, nessuna è mai stata progettata come sentimentale, forse perché i sentimenti, intesi come i rapporti tra le persone, sono difficili da clonare e sono reputati di genere femminile. Ecco, che cosa teneva uniti questi 2 uomini esemplari, Marco e Luigi? L'umanità innanzitutto e la coerenza, riconoscere le persone non da ciò che dicono ma da ciò che fanno. Entrambi non appartenevano alla schiera di coloro che, non potendo cambiare la realtà, avevano preferito cambiare se stessi. L'ho sempre ricordato, lo dirò ancora: Marco, per le qualità che aveva tutte le possibilità di percorrere il cursus honorum, consigliere comunale, provinciale, regionale, senatore o deputato, ma è stato coerente con le sue idee, non ha sollevato la manina. Mi parlava sempre di quella manina che si era sollevata per sancire la radiazione di compagne con cui si era lavorato per decenni. Diceva Marco: Luigi mi ha insegnato a non separare mai i diversi aspetti della nostra esperienza umana. È importante la scelta a favore delle classi diseredate, ma è altrettanto importante spendersi per recare sollievo a una persona che soffre. Quella frase di Servabo di Luigi Pintor: non c'è in un'intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. Il riferimento esplicito era l'assistenza che lui aveva dato alla sua prima moglie, Marina Girelli, colpita da un tumore che lui, pur essendo separati da tantissimo tempo, aveva voluto seguire, curare fino alla scomparsa, proprio minuto per minuto. La politica per Marco aveva senso solo se non si allontanava dall'etica, solo se si è in grado di cambiare i rapporti tra le persone. Si è battuto fino all'ultimo per la dignità della persona umana, contro ogni forma di sfruttamento, contro le armi, contro la guerra. L'abbiamo già ricordato, sarebbe stato in prima fila oggi contro lo scempio che vediamo e contro la furia bellicista che abbraccia tutto lo schieramento politico, sinistra ufficiale compresa, sia pure in forme diverse. Per questo noi non lo dimentichiamo. Vorrei ripetere per lui le parole che ho detto al funerale di mio fratello, Gigi Onnis, che è morto nel 2015. Mi è dispiaciuto che non si fossero in fondo mai conosciuti, se non per saluti fugaci. Gigi conosceva di più Maria Grazia per comuni interessi psicologici e psichiatrici. Gigi è stato un ottimo medico, un ottimo psichiatra e anche un ottimo uomo, nel senso generoso, aperto, altruista. Era stato allievo di Rair Terzian, che aveva rappresentato a Cagliari, quando venne come direttore della clinica delle malattie nervose mentali, una grande ventata di novità, di apertura di dibattito. Erano gli anni della lotta alle istituzioni totali. Terzian era stato amico e collega di Basaglia, quindi aveva portato questo vento nuovo, ed era stato molto amico di Luigi Pintor. Erano diventati amici fraterni in quegli anni, e Pintor ne parla sempre della signora Kirchner.
frequentavo la casa di un medico armeno che cercava di incivilire il reparto manicomiale dell'ospedale cittadino. Con lui mi confidavo per stornare la riunione che arrivava la sera. Si può dire per le cose che mi raccontava Gigi, ma anche per le cose che io cercavo di capire, di vedere, che in fondo la rivista del manifesto che esce nel 69, in fondo era nato un po' anche a casa Pintor, perché Gigi mi riferiva a questi dibattiti, come la chiamiamo, che nome le possiamo dare. Utopia era un titolo che veniva proposto, poi diventò il manifesto, e poi questa amicizia tra Pintor e Terzian durò tutta la vita, fino alla scomparsa di Rael Terzian, che Pintor vuole ricordare con un articolo sul manifesto. Ecco, vorrei dire anche a Marco che un uomo muore veramente quando non c'è più nessuno che lo ricordi, come dicevo a Gigi il giorno del funerale. E Marco non lo dimenticheremo per la lezione di coerenza morale, politica, umana che ci ha dato, per tutto ciò che ha costruito, per il manifesto online che così coraggiosamente e con grandi capacità Roberto continua a dirigere. E penso che Marco conoscesse e apprezzasse le parole di Brecht, che a lui vorrei dedicare, quando diceva: il mondo è cambiato, ma il tempo delle rivolte non è finito, rinasce ogni giorno sotto nuove forme. Grazie Jacopo. Jacopo. Può essere finito, no? Se vuoi tanto c'è lo spazio. Se c'è. Devi misurare la pazienza. Scelgo uno dei due pezzi rimasti. Uno si intitola Il dibattito politico, i partiti di Marco, l'altro è Un impegno politico diverso. L'uscita dal PC favorì in molti compagni una riflessione più attenta sulla politica che veniva praticata nell'isola. Troppo spesso, infatti, in nome dell'autonomia regionale e in seguito all'approvazione del piano di rinascita, venivano condivise e sottoscritte da tutti i partiti dell'arco costituzionali mozioni unitarie spesso generiche. Poco si faceva però perché nella quotidianità i vecchi rapporti di produzione cambiassero. Non a caso, ecco un esempio non secondario: attorno alla rendita fondiaria si concentrò una coalizione di interessi economici e politici ben rappresentati da settori della democrazia cristiana, finalizzati al mantenimento di rapporti clientelari che poco avevano a che fare con l'emancipazione delle classi sociali più emarginate. Su queste questioni, come compagni del manifesto che ormai operavano fuori dal partito, cercavamo di approfondire gli aspetti ritenuti più importanti per favorire una fuoriuscita della Sardegna dalla subalternità in cui si trovava. Conducemmo questo lavoro con costanza e in modo articolato, al di fuori degli schemi organizzativi tipici di un partito tradizionale, nel tentativo di estendere i rapporti politici e culturali ai gruppi più sensibili che già operavano nell'isola. Fu un impegno importante, anche se difficile, condotto senza soluzione di continuità sia con il PDUP per il comunismo, sia con la redazione del quotidiano Il Manifesto. Naturalmente, nel corso di questo lavoro comune, non mancarono diversità di opinioni sia sulle questioni relative alla politica nazionale, sia sul rapporto tra centro e periferia nella gestione dello stesso quotidiano. Questo impegno rimase comunque costante e sopravvisse anche quando, a metà della prima decade del 2000, il manifesto fu costretto ad interrompere l'invio nell'isola del quotidiano cartaceo
Anche a causa di questa interruzione pensammo e decidemmo di dar vita ad un sito online, un quindicinale, il Manifesto Sardo, nel tentativo di attenuare il vuoto nel rapporto col quotidiano e al tempo stesso di mantenere viva l'attenzione sulle condizioni economiche, sociali e culturali dei cittadini sardi. Il Manifesto Sardo online è ancora in vita, ha già compiuto 10 anni e intendiamo continuare la sua pubblicazione. L'altro pezzo si intitola Un impegno politico diverso, è del 15 ottobre 2012. Dobbiamo abituarci all'idea che è possibile creare lavoro seguendo nuovi itinerari, incominciando per esempio a risanare l'ambiente devastato dalle attività speculative condotte senza scrupoli e con la complicità di gruppi dirigenti irresponsabili. In tutta la Sardegna, da Quirra al Sulcis, da Santo Stefano alla Maddalena a Ottana, sino all'area cagliaritana. È necessaria un'opera di bonifica. Se avviata tempestivamente, senza ulteriori indugi, sarà di lunga durata e non potrà non garantire il lavoro a tanti disoccupati, forse migliaia, perché si tratta di difendere e laddove è ancora possibile ripristinare, senza ripetere gli errori del passato, quelle condizioni naturalistiche e paesaggistiche che farebbero della Sardegna un richiamo turistico molto importante. Ma non è la sola ipotesi. Come abbiamo sottolineato più volte, anche nel settore minerario è possibile, attraverso la creazione di un parco, ecco un'alternativa all'estrazione del carbone, dar vita ad attività che rispondano alle aspettative delle nuove generazioni, collegandosi all'eredità delle popolazioni che hanno vissuto in quei territori. Naturalmente occorre costruire nuove progettualità a partire dalle risorse esistenti, facendo in modo che siano funzionali ai bisogni delle comunità locali e al tempo stesso alla domanda dei visitatori del parco. Esistono esperienze significative sia nel nostro paese che altrove. Gli effetti di questi interventi sono stati più delle volte incoraggianti. Si è creata nuova occupazione, soprattutto nei settori della ricerca, delle attività culturali e di quelle turistiche. E che dire delle attività produttive legate all'agricoltura e alla pastorizia, sempre considerate attività minori, incapaci di reggere la concorrenza del lavoro industriale. Anche in questo settore, attraverso la ricerca e gli indispensabili adeguamenti tecnologici delle strutture produttive, è possibile creare lavoro e beni di prima necessità. Si pensi alla cosiddetta produzione a chilometro zero, modificando tra l'altro il rapporto tra esportazioni e importazioni di beni alimentari, rapporto largamente condizionato da queste ultime. E sta venendo meno la produzione del grano proprio nella crisi ucrainica. Ritengo che anche per le formazioni politiche sindacali sia arrivato il momento di riflettere con più determinazione su queste ipotesi, acquisendo nuovi strumenti culturali e correggendo l'impostazione e i contenuti dell'impegno politico e sindacale, spesso troppo ripetitivo e ormai inadeguato rispetto ai cambiamenti in corso nella nostra società. Grazie Mario. Chiamo Franco Ventroni, attivista della scuola di formazione politica Francesco Cocco. Chiedo interventi più brevi adesso. Brevissimo. Credo che 50 anni di militanza politica attiva, un rapporto fraterno che sicuramente non è venuto meno anche negli ultimi anni, abbiano legato la mia vita, soprattutto di giovane studente, quando sono arrivato a Cagliari, a quello di molti militanti del manifesto, in particolare
di Marco Ligas. Il rapporto si è rafforzato anche perché io sono stato ospitato da giovane studente a casa di Maria Grazia, naturalmente anche di Laura e Valeria, che allora ho conosciuto bambine, e quindi questo rapporto si è fortificato non solo nel rapporto politico quotidiano che io avevo con Marco in via Mannu 22, ma anche con un rapporto umano e solidale che lui naturalmente mi ha concesso, essendo un po' più grande del sottoscritto. Io voglio ricordarlo come un militante unitario, tollerante, sempre disponibile al dialogo e soprattutto anche gran lavoratore e soprattutto in grado di aiutare molti dei militanti allora che erano in giro per la Sardegna nei momenti in cui chiedevano un aiuto di tipo politico e anche personale. Lo ricordo soprattutto nell'ultimo periodo, nonostante la sua cagionevole salute, che con spirito giovanile si occupava di costruire l'esperienza del Manifesto Sardo e mi diceva: sei pigro, non vuoi lavorare, sicuramente ti coinvolgerò perché tra qualche giorno vedrai, ti presenterò un progetto. Ma soprattutto ho avuto modo di riapprezzare, perché in certi momenti ci siamo allontanati per impegni di ciascuno di noi e non ci frequentavamo più come un tempo, ma devo dire che soprattutto nella brevissima campagna elettorale dentro il Comitato in difesa della Costituzione lo ricordo sempre quando nell'approccio con i passanti e con l'altra gente nel distribuire il volantino aveva quella capacità di ex dirigente politico e si vedeva il rapporto che aveva anche con i suoi interlocutori. Era uno abituato a dialogare e a contattare gli altri, sempre ponendosi al servizio e a spiegare le ragioni di quella battaglia che noi stavamo conducendo in quel periodo. E lo ricordo anche quando abbiamo iniziato con altri compagni e compagne il progetto per la costituzione della scuola di cultura politica intitolata Francesco Cocco. Marco non è mai stato, come si suol dire, sempre disponibile a tutto. Si interrogava sempre perché facciamo questo, perché stiamo costruendo un'altra cosa e come la dobbiamo costruire. Quindi sotto un determinato profilo lui era sempre critico ma disponibile al dialogo e soprattutto ad alcune questioni. Caro Marco, quindi se naturalmente me lo consentirai, voglio dirti questo. In questi giorni le vicende della guerra, la pandemia e tutto quanto sicuramente hanno determinato in noi uno sbandamento anche di tipo politico. Però siamo vivamente preoccupati perché in questo periodo ci sono state, soprattutto nell'ambito della vicenda tra la Russia e l'Ucraina, una serie di schieramenti anche nell'ambito della sinistra che si è domandata come intervenire e come porsi di fronte a questo grosso problema della guerra. E sicuramente, lo dico a te Marco, perché tu sei stato un militante di questa sinistra, che forse molto di questa storia nasce dalla vicenda del dissolvimento dell'Unione Sovietica, in cui la sinistra non è stata in grado di interrogarsi di quello che succedeva nel mondo. Ma soprattutto siamo preoccupati e siamo soprattutto come scuola del perché in alcuni casi ci siano stati degli schieramenti sul fronte degli interventisti o non interventisti sulla guerra, delle possibilità e delle difficoltà a porsi nei confronti degli altri. Cioè, mentre tu avresti auspicato subito un dialogo, un confronto
sulle questioni, purtroppo per noi ci siamo schierati in alcuni momenti senza poter spiegare agli altri quelli che erano le nostre. Allora, caro Marco, noi come scuola, soprattutto in questi giorni, abbiamo scelto la via che per noi è più congeniale, che tu avresti potuto sicuramente ospitare anche nel sito del Manifesto Sardo. Noi nel nostro sito vogliamo ospitare punti di vista, anche tra loro differenti, ma caratterizzati da autorevolezza e capacità di analisi. Insomma, abbiamo provato e cercheremo di favorire il dibattito. Siamo convinti come scuola che solo il dibattito franco, caratterizzato dal rigore e onestà intellettuale, ricordi tu, queste me lo rimproveravi sempre, che questo rigore e onestà intellettuale possa contribuire a migliorare la comprensione di fatti e circostanze. Opinioni che riteniamo possano essere un arricchimento della cultura pacifista e di sinistra, alla quale fortemente e convintamente apparteniamo. Il confronto è per noi linfa vitale, non ci spaventa, anzi proviamo ad alimentarlo. Purtroppo ci stiamo abituando a confronti che danno fitta a tifoserie con offese, battute, eccetera. Ma vogliamo che questo modo di operare resti a noi estraneo. Veniamo tutti da lontano, da una sinistra che si è sempre confrontata, che ha fatto tutta una serie di dibattiti, ma veniamo tutti dalla difesa della Costituzione e nella Costituzione ci siamo sempre riconosciuti. Questo è orgogliosamente il nostro campo di appartenenza, ma anche appartenenza a quella sinistra che tu sicuramente hai vissuto pienamente nella tua vita. Ciao Marco. Chiamo Anna Maria Pisano. Falla sedere lì e usa quel microfono e basta. Sì, questo non fa perché se lo girano. Qui? Sì. Come molti di voi sanno, io non amo parlare in pubblico e raramente ho parlato. Ma per Marco, amico carissimo al quale penso spesso, voglio leggere alcune cose, soprattutto ricordi della nostra lunghissima amicizia. Avete scritto nella locandina le idee di Marco e di questo avete parlato. In particolare ne hanno tratteggiato molto bene la storia e la figura Franco Tronci e Jacopo Onnis, ricordando un periodo molto lontano e sottolineando appunto la nostra formazione di sinistra. Quindi io non parlerò delle idee di Marco, ma a proposito di idee, o anche della personalità e di quello che era Marco, voglio dirvi in proposito quanto mi ha chiesto di dire Vanna Arru, che non ha potuto partecipare per ragioni di salute, ma che con Marco ha lavorato per la rivista Società Sarda di Francesco Cocco. Vanna mi dice che fra i tanti che vi hanno collaborato, Marco è stato uno dei pochi che manteneva con puntualità gli impegni. Ed è ovvio che sia stato così, perché Marco era una persona molto seria. Questo per quanto mi ha chiesto Vanna di dirvi. Per quanto mi riguarda, a proposito di idee, devo sottolineare quanto già fatto con Marco in precedenza, che il Manifesto Sardo, ma l'ha ricordato Jacopo e mi sembra anche Franco, è stato fondato da Salvatore Chessa quasi 50 anni fa. Marco mi disse che questo era sfuggito al direttore, che è molto più giovane di noi. Qui mi sa che più vecchi siamo io, Franco, Jacopo e poi Maria Grazia. E quindi ricordiamo molte cose che agli altri sfuggono, anche se, come hanno sottolineato tutti e due, sia Franco che Jacopo, si tratta di un periodo della storia della Sardegna, della storia di Cagliari, che non dovrebbe essere dimenticato. Quindi dicevo che Marco sottolineava che forse era sfuggito ai più giovani, e che lui aveva sottolineato questo, come del resto già sapevo, dicendo che lui aveva ripreso, l'ha fatto molto egregiamente, il Manifesto Sardo di molti anni prima,
proprio per continuare in qualche modo quella storia. Ma questo non è forse tanto importante, perché so, avendo io come altri qui presenti molti anni, so che ognuno ha i ricordi che ha, ma certe cose non possono essere dimenticate e appunto apprezzo il fatto che ci sia un'idea di fare un numero speciale del Manifesto Sardo per ricordarne le origini. Io di Marco non dimenticherò soprattutto l'affetto che mi ha sempre dimostrato, soprattutto nei momenti più difficili della mia vita, lontani e vicini, e la piacevolezza delle ore trascorse con lui e Maria Grazia, soprattutto i viaggi e le gite fatte con loro, in particolare la gita in Cornovaglia, che eravamo già molto vicini, ma è stato un modo per avvicinarci di più, perché come si sa i viaggi mettono alla prova l'amicizia. Ricorderò sempre con nostalgia, voglio dire dolorosa perché non c'è il ritorno, e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Anna Maria Pisano per questo ricordo. Chiamo Gianna Lai. Certo, molto commovente. No Gianna, puoi sederti qua per favore? No, perché altrimenti non si sente, perché siamo in diretta. Senz'altro il più commovente dei ricordi di Marco, quello di Anna Maria. Vorrei proseguire su quella linea perché ho sentito per l'ultima volta Marco 15-20 giorni prima di morire, ne avevamo parlato anche con Maria Grazia, con questa sua voce squillante e tranquilla mi diceva appena inizia il tesseramento dell'ANPI mettimi da parte immediatamente la tessera, e così ho fatto, però insomma poi le 2 tessere le ho dovute dare a Maria Grazia. Ecco, un ricordo e una viva presenza di Marco che ha avuto la pazienza, perché secondo me una delle caratteristiche più evidenti, umane, è cioè questo suo modo di immediatamente instaurare l'amicizia. Secondo me è stata la sua pazienza, ha attraversato il mondo intero, come un po' l'abbiamo attraversato noi, partendo da questa sua resistenza, diciamo così, poi la tessera dell'ANPI vuol dire resistenza nel senso di opposizione alle ingiustizie, alle disuguaglianze, senza che ne scaturisca chissà quale movimento politico o chissà quale mobilitazione, perché non esistono le forze per fare questo, insomma si fa quel che si può, come si soliti dire. Però Marco, siccome ha attraversato tutte le fasi significative della nostra esistenza, ha voluto attraversare e ha voluto anche essere presente in questa. Poi io, tornando indietro, lo ricordo intanto appunto nella formazione di questo importantissimo giornale online che è appunto il Manifesto Sardo, ci eravamo incontrati anche per il primo numero mitico proprio, no? C'era qualcuno addirittura di quelli che tra i compagni che avevano partecipato a questo primo numero che, non sapendo usare il computer, dice beh adesso voi questi articoli me li dovete stampare, e li avevamo proprio stampati proprio perché non riusciva a usare il computer. E poi tornando indietro, ma anzi durante il Manifesto Sardo in particolare, come diceva Franco Ventroni, tutta la battaglia per il referendum, il primo e il secondo, insomma quello di Berlusconi e poi dopo quello di Renzi, questa presenza forte che delineava un pensiero ampio di chi aveva fatto politica tempo prima, però sapeva vivere le esperienze nuove attraverso le forme in particolare della mobilitazione a livello popolare, come diceva Franco Ventroni, cioè
sì, facciamo le discussioni, però poi bisogna andare a lavorare nei luoghi dove la gente esiste, dove i compagni ci chiamano per sviluppare appunto tutto il discorso della democrazia e della Costituzione. E poi tornando un attimo ancora indietro, i social forum, la sua presenza nel social forum di Cagliari, quella esperienza importantissima a livello mondiale che poi insomma i fatti di Genova hanno duramente colpito, e chissà che non si debba fare questa riflessione su come fare politica nei movimenti popolari e giovanili a partire dal momento in cui i fatti di Genova hanno posto fine con una violenza inaudita a quel tipo di esperienza, perché poi effettivamente quell'esperienza si è di fatto interrotta proprio perché quell'intervento violento ha determinato grandi cambiamenti, insomma. E tornando ancora indietro, tutta l'esperienza che è stata già descritta qui del manifesto sardo, eccetera, ma sempre con questo sguardo lungo che io vorrei riportare proprio alla sua esperienza di dirigente. Marco Ligas è nato dentro la politica, dentro i movimenti extraparlamentari, così un tempo si chiamavano, con la sua esperienza di giovane dirigente dei comunisti. Avrebbe potuto tranquillamente, anzi si diceva che avrebbe potuto trasferirsi a Roma e dirigere appunto quella federazione dei giovani comunisti. Probabilmente la sua scelta politica drastica e radicale insomma lo ha definitivamente poi votato a una esperienza di grande opposizione, alla rigidità dei partiti, alla rigidità di un pensiero che nel corso del tempo poi a poco se arriviamo fino ai nostri giorni, alla fine è risultato quasi un pensiero unico, non che il pensiero unico di oggi in particolar modo sulle questioni della guerra risalga a quel tempo, ma è proprio la crisi politica che abbiamo tutti attraversato con grande sofferenza anche, ecco, a questi tempi porta. Voglio chiudere con un ricordo anch'io affettuoso di una vacanza a Gavoi. Maria Grazia aspettava Laura. E siamo stati insieme con molto piacere, si parlava della De Marsi Cipolla perché noi la vogliamo buttare sempre in politica. Noi eravamo in vacanza, però c'era la De Marsi Cipolla in mezzo e Marco Ligas era in vacanza sì, però doveva naturalmente passare il suo tempo impegnandosi politicamente perché niente doveva essere buttato. Insomma, lo ringraziamo proprio per questo. Grazie. Grazie Gianna. A proposito di Gavoi, chiamiamo direttamente il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai. Non ho fatto una gaffe, sei ancora il sindaco di Gavoi? Purtroppo. Non ho potuto partecipare al funerale di Marco. Era il periodo Covid, un periodo molto difficile anche nella mia comunità e questa mancata partecipazione mi ha creato una grande sofferenza perché ci tenevo ad accompagnare Marco in quell'ultimo viaggio e quindi oggi sono venuto volentieri a portare un abbraccio che era stato virtuale, affettuoso per telefono a Maria Grazia, a Valeria e a Laura e diciamo così non per un fatto retorico o per un ricordo, quale talvolta può essere contenuto
in un rischio del ricordare le persone che ci hanno lasciato. E l'ho fatto perché mi rendo conto di quanto Marco ci manchi. Non ci siamo mai persi di vista, tuttavia le vicende della vita portano ciascuno di noi a seguire un proprio viaggio. Ci eravamo conosciuti negli anni 60 e ci siamo frequentati per lungo tempo, poi c'è stata una fase nella quale avevamo perso i contatti, ci siamo ritrovati quando c'è stata la battaglia sui referendum e da lì abbiamo ripreso a ragionare da una battaglia in difesa della Costituzione, ma poi via via il discorso tornava al punto che è stato sempre nella storia del manifesto, cioè guardarsi attorno, guardare criticamente e con una passione mai spenta che cosa si fa, in che mondo viviamo, che facciamo, ci riduciamo ad una funzione in cui stiamo a casa come molti hanno fatto, ci mettiamo le ciabatte, oppure pensiamo in qualche modo che ci sia qualcosa da fare. E abbiamo preso a frequentarci, e anche io ho frequentato molto Maria Grazia, Marco, e a Seneghe, incontri e discussioni, e ho ritrovato Marco di sempre, gentilissimo, pacato, riflessivo, sempre attento alle questioni che poneva, mai distratto, ma anche allo stesso tempo esigente e severo. E quindi mi rendo conto che oggi Marco ci manca e vorrei pensare a Marco in questa fase storica, e Marco non solo come un ricordo, ma come un elemento culturale, politico di una storia che, nonostante quello che c'è stata, può avere una sua validità. E discutevamo molto, lo dirò poi alla fine l'ultimo intervento di Pintor del 2003, La sinistra è morta, perché lì, attenti, veniva indicata una prospettiva, non era semplicemente la chiusura di una storia. Allora, penso che Marco e molta della nostra storia sia attuale, ma lo è proprio per le vicende che stanno accadendo. La guerra e la pace, era il titolo anche di una nostra famosa rivista. Oggi sicuramente sarei stato a Seneghe a cercare Marco e dire approfondiamo questa questione e poniamoci che cosa facciamo, perché ci sono dei momenti in cui non è permesso a nessuno, quando una situazione sta scivolando verso rischi reali di un ampliamento dei conflitti, di tacere o stare chiuso in casa e di non muoversi. E avrei voluto approfondire con lui quello che noi tutti in questo periodo approfondiamo. Da un lato l'aspetto fondamentale di un popolo a determinare se stesso, i propri governanti, la propria storia, e dall'altro un'aggressione. Qual è questa vicenda? E avremmo sicuramente solidarizzato per il popolo ucraino, avremmo condannato come allora condannammo l'invasione di Praga da parte dell'Unione Sovietica e avremmo dato il massimo di solidarietà, come stanno facendo in questo periodo le associazioni umanitarie e le stesse amministrazioni comunali. Noi a breve riceveremo una famiglia. Quella impostazione di fondo dell'aiutare i popoli quando sono aggrediti credo che debba stare lì, e credo che su questo
Marco sarebbe stato d'accordo. E tuttavia la domanda che sorge e che in questo periodo è oggetto di battaglia politica è la seguente: ma chi è operatore di pace? Chi è operatore di pace può pensare, oltre alla solidarietà dovuta e oltre alla condanna dell'intervento russo, che non bisogna battersi per trovare delle soluzioni, posto che molto spesso i popoli sono dentro grandi conflitti diciamo così, a livello di potenza. Bene, ci avrebbe aiutato anche a approfondire insieme a Marco, oltre a questa domanda che mi pare retorica, cioè procedere verso soluzioni di pace, avremmo notato anche un grande cambiamento, direi quasi antropologico, della sinistra e la cosiddetto centro-sinistra e dell'Italia in particolare, che io noto sul serio molto spostata su posizioni, direi così, consentitemi una battuta un po' filo atlantiste e direi così un po' belligeranti. Belligeranti nel senso che nel dovere di difendere il diritto di un popolo a autodeterminarsi c'è anche un dovere di andare a cercare i motivi e le ragioni per cui quella guerra e quella invasione possano essere disinnescate. Abbiamo parlato spesso del ruolo dell'Europa con Marco. Il ruolo dell'Europa, verifichiamo, è assente, come l'è stato in altre situazioni, e oggi manca in questo conflitto il ruolo di un paese come il nostro, l'Italia, con un governo che è sostenuto da forze che si definiscono di centro-sinistra, di cui non dubito, ma che però sono profondamente cambiate rispetto a quella che è stato il ruolo anche di altri governi italiani nel cercare soluzioni, diciamo così, di mediazione al conflitto. Un governo che in qualche modo è fuori da qualsiasi ragionamento di trattativa, al di là delle gentilezze delle telefonate o meno, e che ha molto giocato su questo ragionamento del riarmo. Parliamo del 2%. Oggi sicuramente Marco sarebbe stato qui a fare un ragionamento contro il riarmo, che è una tendenza terribile in una società in cui il discorso del rischio dello scivolare in guerre di più ampio raggio, fino conoscendo la mediocrità delle classi dirigenti a livello internazionale, fino a rischi di andare lì sul serio a sfiorare, diciamo così, una guerra, diciamo così, mondiale. È il discorso del riarmo, il discorso di una battaglia che avrebbe potuto e deve nascere in Italia, deve nascere in Europa su questi temi, se i conflitti si risolvono attraverso il ricorso alle armi, il ricorso agli armamenti, o non si risolvono attraverso non un pacifismo generico, ma andare ad individuare le ragioni dei conflitti e tentare, diciamo così, di trovare delle soluzioni. Ed è una prima questione, quella della guerra della pace, su cui certamente ha attualità il pensiero di Marco, ma ha attualità il pensiero di una parte della sinistra che è sempre stata, per certi aspetti, come possiamo dire, anomala nel senso critica. Un altro aspetto di cui Marco, grande giornalista, ci avrebbe parlato, è del discorso dell'informazione, che sta venendo fuori in questa fase e che si sta determinando anche qui dentro un concetto di insofferenza, di intolleranza, non dico rispetto a chi può schierarsi rispetto alla Russia. Io do un giudizio che è veramente severo, se lo davamo allora. Oggi, di fronte a una politica di potenza, non si può non dare,
ma oggi l'informazione delle cosiddette democrazie liberali corre il rischio di essere una informazione intollerante che non ammette riflessione, e non ammette la riflessione proprio su quel tentativo di andare a verificare le ragioni a livello internazionale per andare a trovare delle soluzioni. Questa questione dell'informazione non è cosa di poco conto. Io ho espresso un'opinione, ma quando una democrazia, l'informazione in qualche modo segue un pensiero unico ed è determinata da grandi gruppi che conosciamo, i rischi nella democrazia, diciamo così, ci sono. E quindi sono due aspetti. Gli altri aspetti, scusate, per non fare un torto al pensiero di Marco, sono nelle cose che ci siamo detti. Cosa significa questa situazione a livello internazionale e nel nostro paese? Significa una cosa, io vi do una battuta. Al mio paese io ho fatto un'indagine a livello dei commercianti e ho verificato che c'è un dimezzamento delle spese per l'alimentare. Ok? Un sacchetto di pellet costa 9 euro, sono aumentati i prezzi, c'è una situazione di grande difficoltà che esisteva prima della guerra in Ucraina, ma che questa guerra, diciamo così, drammatizza. E questa questione pone un problema serio di scelta fra gli armamenti e destinare le risorse ad alleviare condizioni che sono diverse. C'è una questione sociale, lo dico tranquillamente, che può correre il rischio di esplodere e che nelle attuali situazioni ha avuto già un segnale del blocco dei camionisti che c'è stato a Cagliari, i quali, perché questo è anche un elemento preoccupante, non vanno a preoccuparsi, come d'altra parte una parte di pastori fece allora, non ci vanno a preoccupare chi si va a colpire. L'importante è bloccare. Ebbene, lì molti agricoltori hanno dovuto buttare al macero carciofi e tante altre produzioni. C'è una questione sociale a cui bisogna dare risposte, ed è una questione che fa parte, che ci dice che non è vero che i conflitti poi sono chiusi. Se non si danno sbocchi, corre il rischio che i conflitti prendano anch'essi una strada, diciamo così, che può diventare una strada preoccupante. Questo per dirvi di alcune tematiche, oppure una tematica che è stata sollevata con Massimo D'Alea, che era quello dell'inquinamento del territorio isolano e delle grandi battaglie che è una battaglia ancora in corso, che è in una fase nella quale sui problemi dell'energia probabilmente noi torneremo indietro col carbone e con delle politiche che pensavamo di superare. E sarebbe stato bello trovarsi con Marco e dire che cosa facciamo, perché nonostante le difficoltà ci ponevamo sempre il che cosa facciamo. Allora, siccome noi non credo siamo un gruppo di reduci, siamo persone che viviamo nella società, io credo che occorre prendere atto di una crisi terribile, definitiva, di un pensiero progressista, e che quindi dobbiamo impegnarci perché questo vuoto sia colmato. E mi piace leggere le cose su cui sempre con Marco discutevamo, questo pezzo di Luigi. Marco e Luigi sono molto, voglio dire, c'è un intreccio tra la... E quando nella sinistra, quel ragionamento sulla sinistra è morta, dice Luigi, le nostre idee, stiamo parlando del 2003, i nostri comportamenti, le nostre parole sono retrodattate rispetto alla dinamica delle cose, rispetto all'attualità e alle prospettive. Non ci vuole una svolta, ma un rivolgimento molto profondo. C'è un'umanità divisa in due, al di sopra o al di sotto delle istituzioni, divisa in due parti inconciliabili nel modo di sentire, di essere, ma non ancora di agire. Niente di manicheo, ma bisogna segnare un altro confine
e stabilire una estraneità riguardo all'altra parte, destra e sinistra. Questa è una formazione molto, molto grave, però importante, sono formule superficiali e svanite che non segnano questo confine. Anche la pace e la convivenza civile, nostre bandiere, non possono essere un'opzione tra le altre, ma un principio assoluto che implica una concezione del mondo e dell'esistenza quotidiana, non una bandiera e un'idealità, ma una pratica di vita. Se la parte di umanità oggi dominante tornasse allo stato di natura con tutte le sue protesi moderne, farebbe dell'uccisione e della soggezione di sé e dell'altro la regola e la leva della storia. E dice, alla fine chiudo, nel nostro microcosmo ci chiamavamo compagni, con questa spontaneità, ma in un giro circoscritto e geloso. Oggi è un'area senza confini, non deve vincere domani, ma operare ogni giorno e invadere il campo. Il suo scopo è reinventare la vita in un'era che ce ne sta privando in forme mai viste. E questo è il mio pensiero per Marco e per il ruolo che avrebbe potuto avere oggi in coerenza con quello che è stato nel passato. Allora, il tempo a nostra disposizione è finito. Purtroppo per motivi di tempo dobbiamo lasciare la sala. Io vi ringrazio a nome della redazione del Manifesto Sardo. Accogliamo la proposta di continuare a praticare le idee di Marco Ligas. Grazie a tutti e a tutti, grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato a costruire questa iniziativa. Vi chiediamo un piccolo contributo all'uscita. Grazie ancora. Sì. Va bene. Sì. Aspetto. Se assolutamente, te l'ho proposta io, assolutamente, perché mi piace molto. Sono termini temporali. In termini temporali, guarda, aspetta che chiudo la presentazione.